l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. A poco meno di un mese dalle elezioni regionali e di fronte ad un quadro finalmente chiaro delle forze in campo, delle persone coinvolte e delle possibili alleanze, Confartigianato Veneto ha presentato un documento che, partendo da un'analisi oggettiva di quanto vale il comparto, elenca proposte e priorità per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Tra queste, la valorizzazione del manifatturiero quale ossatura su cui ricostruire il nostro tessuto produttivo, il sostegno alla filiera del credito, con particolare attenzione al sistema dei confidi, politiche in favore del capitale umano e quindi del sistema formativo, la semplificazione burocratica e normativa, la creazione, assieme a Trentino e Friuli, di una macro regione del nord-est, un utilizzo delle risorse della programmazione europea 2014-2020 che favorisca interventi che abbiano l'impresa quale destinatario privilegiato, la lotta alla contraffazione e all'abusivismo. E sempre in vista del voto del 31 maggio, Confartigianato Vicenza promuove una serie di incontri con le diverse coalizioni sui rispettivi programmi elettorali. Nel corso degli appuntamenti rivolti agli imprenditori sarà illustrato nel dettaglio il documento elaborato da Confartigianato Veneto, arricchito da note specifiche sui temi di interesse locale. In ogni incontro sarà presente per un confronto un candidato per coalizione. Primo appuntamento a Schio giovedì 14, i successivi saranno a Vicenza il 18, ad Arzignano il 21 e a Bassano il 26.